Alexandre Black Carr. Lui è tra gli sponsor della terza edizione del premio letterario Prunola. Alessandro, perché hai deciso di sostenere la terza edizione di questo premio legato al liquore castellano? Esatto, in quanto castellano, già quando ero dipendente di un'altra società a Treviso, avevo preso dei contatti con Alessandro Coppo e finalmente ora che sono in proprio con una mia azienda qui a Castelfranco ho deciso di sponsorizzare questo evento, questo liquore tipico di Castelfranco, in quanto Castelfranco è la mia città, la città che amo, e mi sembra che questo piccolo grande progetto possa fare da volano per il sistema anche turistico della nostra città. Bene, e il tuo servizio, non so se tutti lo conoscono a Castelfranco, e quindi ti chiedo di spiegare quali sono i punti di forza di Alexander Black Cab, servizio con conducente. Sì, il noleggio con conducente è un servizio alternativo al taxi, un servizio su prenotazione. I punti di forza sono questi. A differenza del taxi, noi prendendo delle prenotazioni dal cliente ci rechiamo prima nel luogo indicato e pertanto il cliente non aspetta la macchina, ma è l'autista che aspetta il cliente. E un'altra cosa, io lavoro con un minivan a 8 posti, pertanto si possono comunque trasportare da 1 a 8 persone e anche in questo caso c'è una convenienza per quanto riguarda il prezzo. Il prezzo viene indicato al cliente prima del trasporto, pertanto non ci sono sorprese, il cliente sa prima quanto spende e questo va a vantaggio sicuramente del servizio. Quindi tu fai impresa, ma a te piace anche il binomio tra cultura e impresa, come nel caso del premio Prunola. E allora nel caso invece del tuo servizio specifico, questo binomio, questo mix, come si concretizza? Come fai cultura tutti i giorni? Si concretizza in quanto nel momento in cui ho a bordo delle persone che possono essere anche comunque dei businessmen o comunque anche turisti, cerco di proporre loro comunque degli itinerari a partire appunto qui da Castelfranco, per far base qui a Castelfranco. Siccome tutto intorno abbiamo certamente tante cose da vedere, gli propongo dei piccoli tour in giornata, partenza la mattina alle 9 e ritorno alle 5 di sera, dove si può programmare un tour per esempio delle città medievali, un tour per esempio anche dei colli del Prosecco o anche di monumenti o musei o città storiche, non dimenticando anche i circuiti enogastronomici che sono presenti qui. E allora per fare tutto questo, quali sinergie hai già instaurato a Castelfranco, nella Castellana, comunque nel nostro territorio, nel circondario, e quali invece sinergie vorresti creare o instaurare ex novo? Sì, sinergie in questo periodo mi sono mosso parlando sia con l'istituzione comunale che con sicuramente il Museo Giorgione, che adesso è sede anche di una bella mostra inerente a Giorgione. Ho parlato con i ragazzi della Torre Civica e mi sto inserendo piano piano nel tessuto sociale. Sicuramente quello che magari manca è un legame fra tutte queste realtà. Il mio piccolo sogno sarebbe di concretizzare un nuovo sistema turistico legando appunto tutte queste associazioni o comunque enti preposti, trovarci su un tavolo tecnico e sviluppare un progetto di lunga durata. Beh, sicuramente è un progetto ambizioso, quindi Alessandro, complimenti. Grazie. Bene.